qui all'Associazione Ragazzi del Piave, appunto a San Donà di Piave, abbiamo incontrato il presidente Paolo Colosso e incontriamo anche quello che poi è il fulcro di tutte le cose che accadono qua, ovvero sia Angelo Colosso. Grazie per l'ospitalità innanzitutto. Dici bene nel dettaglio che cosa si fa ai ragazzi del Piave, che cosa fanno i ragazzi del Piave, quanti sono, che combinano? Allora, intanto grazie per l'invito. Io sono il papà di Paolo e nonché assieme ad altri genitori noi siamo quelli che ci definiamo gli operai, proprio perché chiaramente sì, esatto, le maestranze. Allora, l'associazione, come ha detto Paolo, è nata 3 anni fa, esattamente a giugno 2023, conta di 32 associati, di 32 iscritti, di volontari, come diceva Paolo, sollecito anch'io l'invito a tutti quanti, a quelli che hanno modo di sentire questa intervista, di associarsi, perché è un'esperienza incredibile, è un'esperienza che invito tutti a provare, perché questi ragazzi speciali, perché noi li abbiamo definiti ragazzi speciali e a proposito siamo un po' tutti speciali, loro in particolar modo, ti danno tanto. Quello che difatti noi ci auguriamo che proprio anche i ragazzi a parte siano soddisfatti di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo proponendo, però proprio anche gli stessi volontari, gli stessi genitori, quando si fanno determinate attività, vedi proprio la gioia che questi ragazzi ti trasmettono. Praticamente quello che facciamo sono 2 tipi di un'attività e un evento, cioè, o meglio, si distingue tra attività e evento. Gli eventi sono quelle cose, quelle manifestazioni, quegli eventi proprio che portiamo avanti per far conoscere quella che è l'Associazione dei Ragazzi del Piave e per portare avanti quelle che sono le tematiche, quelli che sono gli obiettivi dell'associazione. In particolar modo noi siamo nati, tra l'altro come ripeto, nel 2023 e il primo evento che abbiamo fatto è stata una corsa camminata proprio sul desiderio di Paolo di poter fare una camminata assieme ai suoi compagni, ai suoi coetanei, e assieme l'abbiamo fatta appunto a Caorle, in una cittadina di mare, dove chiaramente ci ospita già da 3 anni, e abbiamo iniziato con questo evento e lo abbiamo ripetuto l'anno scorso e quest'anno lo rifaremo appunto il 7 di settembre, sempre a Caorle, dove ci ospitano, dove chiaramente l'amministrazione comunale è ben lieta di ospitarci e per noi è un momento anche di inclusione, un momento di aggregazione con le persone così definite normodotate. In quell'occasione, oltre al fatto stesso di partecipare a una corsa o chi preferisce fare una camminata e quindi godersi anche dello spettacolo, godersi del paesaggio di Caorle, è un momento conviviale dove ci si trova tutti assieme, dove si mangia, dove c'è musica, dove c'è appunto un po' di spettacolo ed è una cosa, ripeto, piacevolissima per tutti quanti. L'associazione è nata con l'obiettivo, come diceva Paolo, di far provare delle esperienze che da soli o con la propria famiglia non avrebbero o non possono fare. Difatti quello che abbiamo fatto provare a questi ragazzi, nonostante abbia ricevuto gli improperi dalle mamme, perché sono sempre apprensive, la prima volta li abbiamo portati in montagna, a scendere dai 2000 metri con la carrozzina, apriti cielo, però a vedere questi ragazzi che scendevano appunto dalla vetta, trasmettono appunto, scusate l'emozione, ma ancora ora mi emoziono solo all'idea e vedere questi ragazzi, la gioia, la felicità che provano. Inoltre abbiamo fatto fare anche altri tipi di esperienze, quali il rafting, altro tipo di esperienza incredibile ed adrenalinica, provare l'elicottero, fare il volo con l'aereo sulla laguna, fare tantissime altre attività, proprio perché i ragazzi non si devono sentire esclusi, devono provare ovviamente nel limite delle loro possibilità le esperienze che fanno i loro coetanei, così definiti normodotati. Questo è un po' in pratica, brevemente, quello che riusciamo a fare per questi ragazzi. Ci sono in programma tantissimi altri progetti che vorremmo far provare a questi ragazzi
prossimamente, come si dice su questo schermo, vedremo appunto queste attività proprio per far provare, ripeto, l'ebbrezza, l'emozione, queste prove adrenaliniche, e che loro si prestano molto volentieri perché lo si vede, certo, si divertono un casino, e per noi genitori a vedere i nostri ragazzi che chiaramente ridono, gioiscono, è la cosa più importante. Ma siete meravigliosi. Quindi invitiamo più persone possibili, perché a queste belle escursioni possono partecipare tutti. Chiunque può partecipare. Tenete conto che tra l'altro l'associazione si accolla anche tutti quelli che sono i costi, gli oneri a chi è associato. Difatti nella nostra associazione chi è associato, scusate se entro nel merito monetario, ma non paga un euro, perché chiaramente tutto ciò viene offerto dalla nostra associazione a questi ragazzi, e di conseguenza è aperto a chiunque, a chi vuole partecipare, perché soprattutto anche i volontari, perché l'obiettivo qual è dell'associazione? È quello di far sì che aderiscano dei giovani, dei loro coetanei, perché i ragazzi hanno bisogno di dialogare con i loro coetanei, perché noi ovviamente l'età avanza e lo si vede. È stato elegante, ha detto, certo. Dice no, hanno le loro esigenze, però di voi state invecchiando, mo tocca a noi. Effettivamente ha ragione, cioè, ma è un dato di fatto, è una constatazione, cioè, loro hanno delle esigenze, noi ne abbiamo altre, effettivamente non è per cattiveria, ma ovviamente l'età si fa sentire. Lo facciamo con il cuore noi genitori, però se ci fossero dei giovani, ripeto, sarebbe la cosa ideale, si coronerebbe quello che è il sogno, quello che è il principio fondante dell'associazione. Quindi che aspettate? Iscrivetevi, non costa nulla, loro sono colosso in tutti i sensi, perché questa è una cosa colossale, queste cose che siete riusciti ad organizzare. Queste sono cose che belle, forti, che danno adrenalina, che fanno muovere e che danno emozioni, ma invece emozioni diciamo da seduti, tipo laboratori d'arte, laboratori teatrali piuttosto che laboratori di poesia, visto che abbiamo parlato di poesia, sono previsti? Allora, sono previsti, certo, sono in work in progress, come si suol dire, no? Esatto. Non tanto quello che può essere teatro o cose similari, ma bensì il fatto stesso di sviluppare altri tipi di, come si dice, di manualità, di altri tipi di attività. Quello che di fatti è in programma è quello di far sì che questi ragazzi si trovano e riescano a scrivere un giornale. Esatto, quindi chiaramente ognuno dovrà portare le proprie esperienze, portare i propri desideri e farlo mettere proprio nero su bianco, come si suol dire. Cioè, questa è una delle attività che stiamo lavorando, e in modo che queste tipo anche di, definiamolo giornale, l'obiettivo è quello di divulgarlo, poi di portarlo nelle scuole, perché siamo convinti di una cosa, che se si educa il bambino sin da piccolo cresce con un altro tipo di mentalità. Oggi purtroppo non è da fare una critica a nessuno, però la disabilità fa paura, e quindi non è che uno non si avvicina perché li vede come dei mostri, ma fa paura perché non sanno come comportarsi. Quindi noi siamo dell'idea che portando questa informazione, queste novità, queste notizie al bambino piccolo, chiaramente si abbattono determinate barriere. Questo è il futuro praticamente. Assolutamente d'accordo, bravissimi. Quindi che dire se non iscrivetevi? Certo. Iscrivetevi all'Associazione Ragazzi del Piave, anche se non dovete essere per forza veneti, no? Abbiamo visto Giovanni e Ragusano, quindi dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanato al Reno, chiunque è ben accetto, e quindi più siamo e meglio andremo avanti, giusto? Giusto, corretto, è proprio visi il detto, più siamo meglio è. Esatto, meglio stiamo. In effetti io vi invito tutti quanti a visitare quello che è il nostro sito, in modo che avete modo di vedere le attività, gli eventi che abbiamo fatto in questi 3 anni e di quelli che sono i prossimi eventi che faremo. Vi invito a visitare il sito, che è www.iragazzidelpiave.it, e di seguirci su quelli che sono i social, da Facebook, Instagram, LinkedIn e quant'altro.
vi invito vivamente, è un'esperienza incredibile. Il fatto stesso, ripeto, non costa se non la minima quota associativa, che è proprio piccola, che vi dà diritto ad avere quello che è l'abbigliamento dell'associazione, proprio il segno distintivo, vi dà diritto appunto a quello che è anche l'assicurazione, perché ovviamente quando usciamo siamo tutti assicurati e quindi anche i volontari saranno tutti assicurati. Quindi la cosa, ripeto, con il cuore, iscrivetevi, associatevi alla nostra associazione. Grazie. Grazie a te, grazie a voi e viva i ragazzi del Piave. Grazie, viva voi, grazie.